Allora, il progetto abbiamo ottenuto il finanziamento grazie alla Protezione Civile, al dottore Cocina e all'impegno dell'ufficio tecnico che immediatamente dopo quel 21 novembre del 2021 ha immediatamente prodotto un progetto esecutivo e ci siamo subito mossi perché è una via di collegamento, è una via di fuga importantissima. Tra l'altro la frana ricordo che ha comportato lo sfollamento di più di 40 famiglie, quindi è stato un momento molto drammatico. In 6 mesi siamo riusciti a far rientrare gli abitanti di Cantamatino dentro le case attraverso un lavoro urgente. Oggi è una grande festa per tutta la comunità, è una festa perché purtroppo spesso non è scontato che in meno di 3 anni si riesce a realizzare un progetto di questo tipo e di questa portata, per cui sono davvero contento e soddisfatto e voglio ringraziare quanti hanno collaborato affinché si potesse raggiungere questo risultato. Da parte mia diciamo che è stata l'esperienza più bella da sindaco, sia nella fase più drammatica perché davvero mi sono sentito sindaco nel vero senso della parola, vicino alla comunità, accanto alla comunità, in quei momenti in cui gli abitanti sono stati costretti a lasciare le loro case e quindi è stato davvero un momento difficile, però abbiamo fatto tutto il possibile da subito, hanno trovato sistemazione presso le strutture, i B&B, abbiamo dato assistenza grazie al supporto di tutti gli uffici comunali e oggi siamo qui per celebrare una festa, un momento in cui tutta la comunità riesce a raggiungere un risultato, per cui io sono davvero contento e soddisfatto di quello che oggi abbiamo fatto e continueremo a monitorare i lavori affinché tutto vada per il verso giusto. Eccellenza, a distanza di 3 anni dalla frana, finalmente iniziati i lavori di ripristino della via di fuga in via Cantamatino a Siculiano. Via di fuga nonché via di collegamento col resto del comune e del mondo di un intero quartiere, perché si tratta non solo di poche palazzine ma di tante famiglie che sono rimaste isolate per molto tempo. E a me piace sottolineare che questa cosa nasce da una sinergia fra la prefettura, il comune e il genio civile la protezione civile regionale, nella persona in particolare l'ingegnere Cocina che è stato prontissimo a recepire, anche suggerendo le strade per risolvere il problema, a recepire, dicevo, le richieste del comune e della prefettura. Quindi questo dimostra che quando si lavora insieme i risultati si ottengono. Certo, sarebbe bello non dover festeggiare una cosa simile, sarebbe bello che queste cose andassero de plano sempre, perché non si può lasciare per tanti anni un quartiere sostanzialmente senza un vero collegamento. Tuttavia, nel quadro in cui ci muoviamo questo è un buon risultato, è un buon successo e quindi oggi è anche giusto che lo si festeggi insieme ai cittadini.